Buongiorno cari concittadini di Italia di Po, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento quotidiano di aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Anche oggi alle ore 12 non ci sono stati comunicati casi di positività al coronavirus e quindi vi rivolgo ancora l'invito a tutti quanti di fare un ulteriore sforzo, insomma rimaniamo in casa per appunto evitare il diffondersi di questo virus e soprattutto per evitare magari di contagiare anche quelli che possono essere i nostri familiari, tutte quelle persone più deboli che magari potrebbero risentire maggiormente di eventuali infezioni da coronavirus. Ci tengo oggi a ringraziare i volontari della Protezione Civile e anche tutti i volontari delle altre associazioni che si sono resi disponibili non solo per l'attività del consiglio a domicilio dei farmaci, ma anche per tutte quelle attività che è necessario fare in questi giorni e anche tutti quegli esercizi commerciali che si sono resi disponibili appunto sia le farmacie e anche di vendita al dettaglio per fornire quel servizio di consiglio a domicilio che può essere utile in tanti casi per tante persone qua a Terra di Po. Come avrete saputo, come avrete visto dalla stampa, è al vaglio sia del governo che anche della Regione Veneto misure ancora più stringenti di quelle che già ci sono e quindi che limiteranno ancora di più le nostre libertà personali e probabilmente ci sarà anche un'ulteriore chiusura dopo il 3 aprile, però aspettiamo prima gli atti ufficiali per quanto riguarda le scuole e gli altri servizi che per il momento sono sospesi. Quindi qua siamo in attesa, però anche qua è nell'ottica sempre di fare un qualche sforzo in più per riuscire a combattere questo virus e per riuscire a fare in modo che Terra di Po e anche la provincia di Rovigo continui ad essere quella sacca, chiamiamolo così, di resistenza a questo virus con ancora pochi contagi, anche se in questa settimana effettivamente abbiamo assistito ad un'impennata abbastanza significativa anche nella nostra provincia. Come poi avrete saputo, alcune attività come ad esempio Aliper e Prix hanno deciso di chiudere alla domenica per la vendita dei generi alimentari e fare insomma in modo che gli utenti possano accedere alle strutture in maniera contingentata, quindi per rispettare ancora di più quelle che sono le normative che già ci sono e che invito tutti quanti a voler rispettare. Quindi se andate a fare la spesa, andate a fare la spesa uno solo per famiglia, andate a fare la spesa una volta solo al giorno, evitate, come vi dicevo anche ieri, di andare alla mattina a prendere il pane per il pomeriggio e al pomeriggio a prendere il pane per la sera, perché comunque delle volte assistiamo anche a queste cose. Cerchiamo di limitare al minimo gli spostamenti e soprattutto cerchiamo di seguire sempre queste regole che ci vengono imposte. Adesso lascio la parola un po' all'assessore Marangoni che ci illustra, perché comunque al di là dell'emergenza coronavirus continuano le normali attività del comune, comprese anche quelli che sono tutti i lavori pubblici. Buongiorno a tutti. Come diceva il sindaco, in questi giorni insomma, di emergenza nazionale dal punto di vista sanitario, le attività inerenti all'assessorato ai lavori pubblici e all'urbanistica continuano comunque nei limiti possibili ad andare avanti. Nei limiti possibili per quale motivo? Perché comunque c'è sempre un bisogno di approvvigionamento delle materie che servono per eseguire i lavori e tenendo conto insomma che molte attività legate all'edilizia, legate soprattutto anche alla produzione di materiali in questo momento sono anche chiuse, conseguentemente le opere e gli interventi hanno una fase di rallentamento comprensibile. Sta di fatto comunque che per fare un po' di sintesi sui lavori grossi che abbiamo in itinere, posso dire insomma, che ad esempio i lavori sul palazzetto, il primo e il secondo stralcio risultano ormai essere conclusi, come già anticipato anche attraverso la via stampa, e si intendono tutti quei lavori che servivano per la messa in sicurezza dell'edificio in modo che non crollasse definitivamente e soprattutto anche il primo e grosso intervento di ristrutturazione dell'edificio stesso, che ha visto il rifacimento degli spogliatoi, il rifacimento interno della copertura e i rinforzi strutturali necessari appunto ad evitare comunque situazioni che abbiamo già conosciuto. È in fase di
conclusione del contratto, o meglio di stipula del contratto, un ulteriore stralcio, che è quello che prevede praticamente rifacimento di alcune mancanze di parti strutturali dell'edificio, che è in fase di firma di stipula del contratto in questi giorni da parte degli uffici, solo che anche lì ovviamente avremo dei allungamenti dei tempi, perché appunto le ditte che devono produrre materia prima ancora sono chiuse. Stessa cosa anche per quanto riguarda ad esempio il cimitero di Polesinello, che l'appalto è stato vinto dalla società Cogipa di Loreo, e anche questa fase però siamo in fase di firma del contratto, però ovviamente dovremo aspettare un po' il decorrere insomma di questa emergenza sanitaria. Stessa cosa per quanto riguarda gli spogliatoi, che sono iniziati i lavori circa un mese fa, nel senso che sono state realizzate a platea per ospitare la struttura prefabbricata che riguarda gli spogliatoi, però anche lì stiamo in attesa che ci venga portato il materiale, che anche lì ovviamente abbiamo contattato la ditta e ha detto che fino perlomeno minimo il 3 aprile non si muovono, per una questione ovviamente sempre legata a queste stesse motivazioni. Diciamo che nel frattempo sta andando avanti tutta quella fase quasi burocratica, che serve poi avere quindi produrre quegli atti che dopo serviranno ad andare avanti nella realizzazione poi delle opere. In questi giorni ci è stato comunicato che è stato conferito il contributo del GSE collegato al progetto di 4 milioni di euro riguardante gli maestri, e questo è già un aspetto molto positivo. Che lì ovviamente avremo una scadenza che attualmente era stabilita per il 30 settembre, però presumibilmente ci auguriamo insomma che tutto venga prorogato come il governo sta prorogando tutti qualsiasi tipo di atto amministrativo che è in corso. E dopo è in fase anche la predisposizione della verifica di interesse culturale della torre campanaria, per poi iniziare anche lì quell'intervento che volevamo di restauro dell'edificio, che è uno degli elementi storici del nostro comune, della nostra piazza, che va a far parte di un intervento di ristrutturazione complessivo della piazza, come ci avevamo predisposti già anche in fase che avevamo iniziato anche quella precedente amministrazione. Al di là dei lavori pubblici, che sono questi quelli più corposi, che sono in itinere, c'è anche la parte urbanistica che sta andando avanti. Il piano di interventi potremmo dire che è quasi alle battute finali, nel senso che durante tutta la fase concertativa che ci ha permesso di avere rapporti con i vari portatori interessi e chi era interessato a fare delle varianti per il regolatore sono state praticamente concluse. Adesso stiamo aspettando che producano quegli accordi che dovremo controfirmare e che poi inseriremo nel piano degli interventi. Ovviamente il piano di interventi riguardando tutta la comunità è mio interesse, è mia volontà, anche ovviamente prima di portarlo in consiglio, concertarlo ovviamente con la minoranza, in modo da poter ottenere eventuali idee, magari che prima non erano presenti anche da una parte dell'opposizione, e quindi faremo un'apposita commissione consigliare in cui discuteremo sia di quello che abbiamo fatto, sia degli accordi, eventualmente anche delle proposte, perché comunque il piano di interventi, la prima bozza dovrebbe arrivarci sempre coronavirus permettendo, insomma, nelle prossime settimane, per cui cercheremo quindi di portare avanti questa cosa qua in modo da predisporre il pacchetto e andare in adozione il prima possibile. Ovvio che ci sono tecnici che hanno prodotto bozze di accordo, altri devono ancora produrli, però in questa fase, una fase emergenziale che era completamente inaspettata, sicuramente ci sarà anche in questo caso l'adozione e l'approvazione degli interventi comporterà probabilmente una proroga. Concludendo, potrei dire che sia sotto aspetto dei lavori pubblici che sotto aspetto della materia urbanistica, se non ci fosse stato questa emergenza sanitaria, sicuramente molte cose sarebbero già partite, e sicuramente anche il piano di interventi, perché ci eravamo programmati di arrivare all'adozione nella primavera, e ovviamente ormai stiamo già entrando nella primavera e purtroppo
ci saranno dei rallentamenti che avremmo potuto non avere se non ci fosse stata questa emergenza sanitaria. Vi ringrazio tutti quanti di averci seguito oggi nel nostro consueto appuntamento, ci vedremo domani e ricordiamo che gli sforzi che facciamo tutti quanti per riuscire a superare questa emergenza li facciamo tutti quanti insieme e soprattutto dobbiamo imparare che aiutiamo per aiutare. Quindi se stiamo in casa oggi evitiamo di correre dei rischi, evitiamo di congestionare gli ospedali magari in futuro e evitiamo che tutte quelle persone come anche i sanitari, i medici che ringraziamo siano oberati di lavoro perché magari per la nostra piccola leggerezza di voler uscire e stare un po' in compagnia con gli amici. Cerchiamo di fare tutti quanti la nostra parte. Grazie.